Radio Nostra è qui con te. Accendi il cuore, ascolta che c'è. Dal microfono voliamo via, tra notizie, musica e poesia. Radio Nostra è la nostra voce, il mondo gira e lei ci conduce. In 80 giorni o anche di più, ci porta lontano, non torna mai giù. Ambiente, spettacolo e verità, su Radio Nostra, la libertà. Radio Nostra è la nostra rotta, tra onde sonore, la mente raccolta, un giro del mondo in ogni puntata, la curiosità è sempre invitata. Non servire un biglietto, solo ascoltare, c'è chi racconta e chi sa sognare, da qui partiamo senza confini. Radio Nostra ci apre i cammini. Radio Nostra è la nostra casa, dove la mente mai si riposa. Ogni domanda trova il suo perché. Su Radio Nostra succede di tutto, succede con te. Succede perché siamo a Radio Nostra. Ciao a tutti, buona serata a tutti. Ciao Rossella. Ciao Gianluigi, benvenuti a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano in diretta e a tutti quelli che ci ascolteranno nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni, domani, dopodomani, stanotte, tra domani mattina un mese all'alba. anche, chissà tra un mese. Anzi, auguri, buon Natale per chi ci ascolterà a Natale. No, ti prego, no. Buona Pasqua No, per chi ci ascolterà a Pasqua nel 2026. Hai visto mai? Comunque, passiamo al primo brano, che è un brano musicale di Carolina Curri, che sarà nostra ospite. Somebody to Love, una cover scritta, suonata e cantata da lei, ma ancora quando era una bimbetta. Ascoltiamoci Somebody to Love, poi sarà nostra ospite. Can anybody find me somebody to love? Each morning I get up, I die little, can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, oh Lord, what you're doing to me. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? I work hard every day of my life. Hours like my bones at the end. I take home my pay on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, oh somebody, can anybody find me
and I try and I try, but everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say I got a lot of water in my brain, got no common sense, got nobody left to believe. Yeah, 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 yeah. Oh, somebody, can anybody find me? Somebody to love. Got no feel, got no rhythm. I just keep losing my beat. I'm okay, I'm alright. Ain't gonna face no defeat. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free, Lord. Find me somebody to love. 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 Somebody, 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 somebody. Can anybody find me? Somebody to love. Somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Carolina Arcuri ha aperto il nuovo brano per questa seconda puntata di Giro del Mondo in 80 giorni. Che voce Rossella che ha Carolina. Una voce potente, e noi l'abbiamo anche ascoltata dal vivo. Sì, certo, avremo anche quel brano di Carolina fatto qui, registrato qui al Litorale Jazz Festival. E quindi che abbiamo oggi stasera? Apriamo con Sami Abu Omar da Gaza, da Khan Yunis. Diciamo subito che abbiamo registrato un paio di ore fa perché la sera molto spesso internet non c'è, infatti avevamo provato la settimana scorsa ma non è andata. Esatto, registrandolo 2 ore fa circa abbiamo potuto sentire la voce di Sami. E direi di farla andare, facciamo andare, sentiamo un po' cosa ci racconta. Eccoci qua, siamo con il nostro primo ospite di questo martedì. Rossella, finalmente siamo riusciti a collegarci. Sì, con Sami Abu Omar. Benvenuto Sami. Grazie a voi, venuto voi, piacere. Che è un cooperante, possiamo dire. Sì. Lavorava con una ONG italiana e anche faceva altre cose, dopo magari lo diciamo velocemente. Ti trovi a Khan Yunis, Sami? Sì, mi trovo a Khan Yunis, nella zona costiera, praticamente quella cosa, diciamo, fuori dalla linea gialla, quella che ha detto Israele che siamo, dicono, in zona umanitaria.
modo di dire, perché tutta questa guerra non è stata nessuna zona umanitaria. Non ti risulta che ci sia la pace, vero? No, e Abaci è ancora molto lontano, soprattutto perché la tregua, questa è una tregua debole, perché può ritornare dal momento all'altro la guerra. Cioè Israele sembra ce l'hanno le scuse pronte per attaccarsi. E lanciare qualche bomba. Ascolta, ma Sì. sei nella zona costiera in una bellissima villetta al mare? Va tutto bene? Sì, io vivo in una tenda con la mia famiglia, siamo 9, siamo una tenda di 5 per 4, sono 20 metri quadri per 10 persone, con la mia villetta al mare, sono un telo di plastica, al momento che ora speriamo che non piove, altrimenti possiamo allagarsi perché è quello Certo. che risulta. Ma i famosi camion pieni di cibo, di acqua, di medicine stanno arrivando finalmente? Allora, direi la verità, praticamente dici sì, come accordi di pace, quando hanno fatto tutto il show a Rafah, tutti praticamente che hanno fermato tutte queste grandi potenze, tutto quanto, dovevano abbassare 600 camion al giorno, però finora, da quando sono fermati questi accordi di pace, non è mai nemmeno arrivato a 150 camion al giorno, soprattutto e entrano robe, sono tutti in farina, lenticchie, riso. L'altro ieri ho ricevuto praticamente un aiuto dal WFP, dal World Food Program. Cosa c'era dentro? Era dentro praticamente 5 kg di riso con altri 5 kg di lenticchie che noi non ce la facciamo più le nostre stomache di digerire più lenticchie, perché da 2 anni le 2 anni che mangiate mangiamo lenticchie. solo lenticchie, queste sono l'aiuto umanitario che si arriva. Poi entra altri, sì, entra frutta, verdura, carne, però sono prezzi spaziali, praticamente una famiglia non ce le permettono perché queste non sono come aiuto. Entrano i privati che vengono venduti al mercato nero, anche quell'altra roba che le fanno entrare. E E come quindi sono sapete, prezzi alti. Ah. sì, prezzi alti praticamente perché ti immagini, perché ora siamo un chilo di pollo surgelato viene a costare 20 euro, un chilo di carne sempre surgelata perché niente fresco costa altri 25 euro. E la gente normale è una cosa che sono l'80% della popolazione di Gaza, sono disoccupata e sono 2 anni, non sta entrando nemmeno un soldo alla gente perché prima tanta gente lavorava alla giornata, giorno per vivere, ora 2 anni nessuno lavora, è situazione molto grave. E un Perché altro no, problema sì. sull'acqua, di che ci sia l'acqua, l'acqua, se non vuole, per esempio l'acqua minerale non esiste, non ci sono bottiglie di acqua. Quella entra acqua che viene fatta praticamente trattata qui localmente con qualche distillazione che è rimasta in piedi. Per avere l'acqua bisogna farti una fila di 2 ore per avere praticamente una 10 o massimo 20 litri di acqua al giorno. Per tutto, per Questa è bere, per cucinare, per lavarsi, per sì, per tutto. bere, per la pasta, praticamente. No, ci sono altre forse per bere e cucinare, per lavarti i vestiti, per quest'altro, per lavare anche i piatti. Ci sono delle pozze praticamente agricole, però l'acqua è salatissima e non sono nemmeno potabile, salata, e bisogna fare con quella, usare quell'altra per andare in bagno, per lavarti Sì. qualcosa che ci rimane. Sami, E... dove sei Ah, scusa. tu? Quante altre persone ci sono di famiglia? Insomma, in quanti siete in quel territorio lì? Al territorio lì, zona di Mawasi, praticamente una zona si trova a ovest della città di Khan Younis, ci sono praticamente forse saranno più di 100.000 persone, anche di più, 200-300.000, ci sono tantissimi perché quell'area sono tutti campi di sfollamento perché è l'unica zona che è rimasta praticamente che possiamo la gente mettere ancora le tende, perché tutta la zona, per esempio parliamo della zona dentro la linea gialla,
Israele, il controllo di Israele solo il 53% ora, dove c'è l'esercito israeliano con quell'area, nessuno le può andarsi o arrivarsi. Poi una cosa terribile, praticamente ci sono la gente che erano qui, abitavano le zone Hamas e tutte quante, sono cominciati a ritornarsi a Gaza City, soprattutto dopo la tregua. Però tanta gente di quelli sono andate poi sono tornate qui perché lì non hanno trovato proprio niente. Non c'è Case distrutte, niente. non c'è Mm. niente, case distrutte completamente, tutto pieno di macerie, strade alcune chiuse, non ci arriva ancora l'acqua, è difficile avere accesso a internet, alla connessione, all'acqua, Poi qui ho il problema anche dalla luce, che sono quasi dal 7 ottobre fino ad oggi, non abbiamo visto mai, l'elettricità è stata tagliata completamente. Quelle Ah, che si trovano sono la batterie che vengono caricate sull'energia solare, sull'ambiente solare, ok. però tutto per cellulare, per caricare, tutto sono a pagamento di quelle stazioni di gente privata. Mm. Quindi è una situazione ancora molto difficile. È difficile, non è una parola esatta, però è una vita extra difficile praticamente perché siamo ritornati alla primitività, praticamente senza luce, senza acqua, senza connessioni, poco cibo. Poi una cosa, praticamente sono più di 8 mesi non abbiamo visto finora la gas della cucina per cucinare. Usiamo cucina sulla legna e tutta praticamente, Ah, però sì, per la legna poi vede, legna ci sono, costi del legno è diventato altissimo perché Gaza, come sapete, non è una zona dove ci sono le foreste che puoi andare a fare la legna e tutto quanto. Ora le legna che certo. usiamo sono quelle che rimaste delle porte, delle finestre che sono, delle case sono distrutte. La gente la va a tirare questo legno di sottomacerie e poi vendono prezzi alti per cominciare a cucinare perché alberi non ci sono più, secondo statistiche anche dal FAO, praticamente l'Agenzia di Cultura Mondiale, che sono il 95% delle territorie o delle terre coltivabili sono state rase del suolo, sono distrutte, è rimasta in funzione soltanto una parte, 5% che si trova in area di ovest, però dentro quest'area non si pianta perché la gente vive in quell'area, hanno messo le tende e tutto quanto. Mm. Ascolta, e hanno cominciato a raccogliere un po' le macerie? No, no, non sono cominciate perché non stanno entrando mezze pesanti, perché I secondo mezzi? l'accordo che devono entrare dopo 72 ore e dovrebbe avere anche l'apertura, dovrebbe aprire anche il valico di Rafah, però il valico di Rafah è stato praticamente chiuso fino ad oggi, sono quasi da maggio, dal primo di maggio del 2024 fino ad oggi chiuso. Non ci sono praticamente la possibilità che all'uscita dalla gente o l'entrata dei merci per la costruzione o dei mezzi pesanti per smuovere tutte queste macerie. Perché ricordiamo il valico di Rafah è l'unico che non è collegato con Israele, giusto? È l'unico varco con Sì, l'Egitto, quindi con un altro paese. sì, però nella zona dove c'è Rafah, ora Rafah è occupata da Israele, c'è l'esercito israeliano, sta da 1 anno e mezzo Mm, lì mm, mm. dove controlla tutta la città al 100% e tutta la città di Rafah proprio non è rimasto nemmeno un sasso sull'altro, niente, è stata distrutta completamente il 100%, proprio lo zero, è rimasto tutte, sono tutte lì, Rafah, un cumulo di macerie, basta. Mm. Senti Questa è la Franco, riviera che dobbiamo vivere lì, quella è la riviera di Trump, questa è la riviera, una distruzione totale. esatto, io volevo venire un attimo, ho visto quella pianta che hai messo sul tuo profilo su Facebook di questa piantina della striscia di Gaza che è divisa in due in pratica, da una parte gialla e una parte grigia, quella della riviera.
Cosa vuol dire? Che si restringerà ancora il territorio palestinese? Sì. Allora, ieri parlavano anche di Israele, dicevano praticamente che loro questa Gaza è divisa in metà, anche già divisa in tanti cantoni, perché il 56% sotto l'occupazione israeliana, quella che rimane dentro la linea gialla, e ci sono l'altro 47 nell'altra zona dove ci stanno 2.200.000 persone. Sai, Gaza tutta praticamente come superficie totale sono 365 km quadrati. Allora vuol dire che rimanere soltanto rimasti di Gaza, dove vivono 2.200.000 persone, sono 170 km quadri, di cui ci sono la metà di queste sono macerie, tutto quanto, ti rimane 60 km quadri, vivono quasi praticamente 2.200.000. Una prigione a cielo aperto, la grande praticamente prigione di concentramento al mondo. Poi un'altra cosa dicono, sembra Israele, anche gli Stati Uniti d'America, dicono vogliono ricominciare la costruzione nelle zone di quel 53%, dividono Gaza in due stati, stato est e stato ovest. Stato est dicono che vogliono cominciare a costruire, però a costruire qualcosa, cosa di poi c'è tanta gente che, perché la zona agricola è tutta la zona, diciamo, il cestino del cibo, è tutta la zona est della striscia di Gaza, dove ci sono le coltivazioni, tutto quanto, erano le serre, tutto quanto era a est di Gaza. Se cominciano a costruire quella lì e ti levano anche tutta la zona agricola, non ci rimane proprio niente. No, non si può più coltivare niente. Sì, per esempio non può riesce, non può muovere senza praticamente risorse, non rimangano nessuna risorsa né naturale né altre risorse agricole o risorse bestiame, tutto questo qua. Sì, ci stai dicendo delle cose molto drammatiche, Sami, perché sai, qui il discorso era che adesso c'è la pace, va tutto bene, ma non è proprio così, insomma. Io dico le cose che vivo, che vedo giornalmente, non è perché sto inventando queste cose. Sì, forse la media o l'Occidente non sanno queste cose, però non c'è la pace ancora. Non si è cambiato, soltanto l'unica cosa che è cambiata, non ci sono più bombe che ti cadono sulla testa, però al momento dall'altro vorrei tornarsi, perché una settimana fa quando ho cominciato praticamente, che hanno detto c'è stata un'operazione a Rafah, un morto un israeliano, 2 ci hanno cominciato a bombardarsi, hanno ucciso in una giornata 42 persone, hanno bombardato 140 obiettivi in tutta la striscia di Gaza, e questo che è rimasto praticamente. Va bene. Sami, intanto siamo contenti di sentirti perché ci fa piacere. Sì. Ci fa piacere. Piacere. Non so, ci sentiremo anche la prossima settimana, facciamo un collegamento. Ok. Se puoi. Allora io volevo ricordare una cosa, Gianluigi. Allora Sami è stato una persona importantissima che ha lavorato in questi 2 anni alle cucine comunitarie e ha cercato di fare in modo da alleviare nei limiti del possibile le enormi difficoltà che questa popolazione, ricordiamo che sono civili, stiamo parlando di civili, che si sono trovati fra 2 fuochi, possiamo anche dire. E Sami collaborava prima, era il project manager di questo centro di scambi culturali con l'Italia, ed è stato molto prezioso. E poi di suo mi sembra di ricordare avevi, Sami, un uliveto e un allevamento di polli. Sì, sono state distrutte anche la mia casa, c'era anche un centrale di latte, sono state distrutte completamente, proprio non ha rimasto niente. Poi non sono una persona importantissima, sono una persona normale che lavoro, aiuto la gente
faccio il meglio possibile, scrivo tutto, praticamente quello che vedo, quello che sento su Facebook, tutto quanto. Sì, ecco, infatti ricordiamo anche su Facebook fai un lavoro molto prezioso di informazione perché tu sei lì, sappiamo che i giornalisti internazionali non possono entrare a Gaza, ancora non possono entrare, quindi i tuoi occhi sono molto preziosi insieme con i giornalisti che continuano a lavorare lì, anche se è un lavoro molto pericoloso perché sappiamo che ne sono stati Sì, uccisi non più di è 200, facile quindi come noi, come facciamo, perché io non sono proprio professionista, giornalista, sono un cooperante, poi però porto tutto quello che succede. Poi anche io avevo anche un GoFundMe praticamente dove quello aiuta anche da altre tante persone, soprattutto non solo me, però ho fatto per aiutare. Abbiamo lavorato anche in una cucina popolare, l'abbiamo costruita, che aiutava insieme a ACS, un'altra associazione italiana che dava la mano praticamente, abbiamo anche avuto progetti di distribuzione di acqua e gestito per progetti anche per esempio di distribuzione di cibo, tutto quanto e continuiamo a lavorare su questo. Poi ce l'ho questo anche sì. GoFundMe, praticamente se qualcuno vuole anche donare qualcosa per tutta la gente di Gaza e ci arrivano sempre alle persone giuste praticamente, perché questo Infatti volevamo appunto pubblicizzare, sì, lo dici tu Gian? No, sì, lanciare questa raccolta fondi, trovate anche il link qui sotto sul nostro canale YouTube, potete cliccare là e donare quello che volete, insomma. Sì, anche piccole cifre aiutano, perché se Certo. siamo in Sì, tanti perché anche le anche piccole una piccola cifre. cosa aiuta anche una, fai felice un bambino, praticamente poi dico, e oggi abbiamo anche insieme a altre persone abbiamo distribuito anche della frutta ai bambini che abbiamo riuscito a comprarla e la prima volta che i bambini sono stati contenti perché abbiamo dato a loro delle arance, delle mele, delle banane e facciamo il nostro meglio per andarci avanti. Questo praticamente che al minimo che lo possiamo fare, soprattutto, non possiamo fare tante cose, però un minimo le facciamo. No, siete bravissimi e va bene, avete tutta la nostra ammirazione e il nostro affetto. Va bene, Sami, grazie Grazie mille, mille. Grazie a voi, a presto. A ci presto. risentiamo, Ciao, grazie, ciao, ciao. ciao, Grazie. ciao, ciao.
Ah, ok. Adesso con la nostra mongolfiera, Rossella, dove andiamo? Andiamo qua vicino, Vo- facciamo presto. Svolazziamo verso Comacchio, più o meno. Adesso magari il nostro ospite poi ci aiuta a essere più precisi. Abbiamo con noi Mirko Mariotti, Buonasera. a bordo, per parlare delle vigne, dei vini delle sabbie, che è un nome che ci ha subito molto affascinato, e quindi abbiamo pensato, veramente siamo partiti anche da un articolo che avevamo trovato su un quotidiano di questa coltivazione molto particolare e anche qualche problemino, no? Prego Mirko. Sì, vi ringrazio molto per l'invito. E effettivamente l'argomento è affascinante. Noi come famiglia ci occupiamo di produzione di vino, di uve di vino dalla metà degli anni 90 del secolo scorso. Però il lavoro era iniziato con mio padre, che appunto a partire dagli anni 70 aveva evidenziato come i terreni del delta del Po, della provincia di Ferrara, nel comune di Comacchio, avessero una peculiarità che non è sempre facile da trovare in giro per l'Italia, ma anche in Europa, ovvero la presenza di terreni che possono essere dedicati all'agricoltura, che hanno una percentuale di sabbia di oltre l'85%, e questo dal punto di vista agronomico, se non voglio annoiarvi, ma ha creato delle condizioni che hanno consentito ai viticoltori di superare indenni un flagello che c'è stato nel XIX secolo, che è quello della fillossera, cioè di un'afide che, giunto dal Nord America in Europa, stava mettendo a repentaglio la coltivazione della vite europea, che geneticamente si era differenziata nel corso dei millenni da quella americana. Questo afide è un parassita delle radici e quindi si è diffuso nel terreno, andando ad essere un parassita appunto delle radici della vite europea, e portandola, le punture, chiamiamole così, di questo afide sulle radici portano a un collasso della pianta molto rapido, e quindi si rischiava di perdere la produzione del vino in tutta l'Europa in quel periodo. L'unico rimedio fu quello di togliere la sensibilità della pianta rispetto a questo insetto, innestando la vite europea su quella americana, tranne nei terreni sabbiosi, ma questo per un motivo anche abbastanza, se vogliamo, simpatico, perché semplicemente un terreno che ha oltre l'85% ha la consistenza della battigia, della spiaggia, e quindi l'afide, mentre si cerca di spostare all'interno del podere, gli crolla il suo cunicolo che ha scavato sulla testa, e quindi Ecco. non riesce a propagarsi. E quindi in terreni di questo tipo si può coltivare la vite al giorno d'oggi, ancora si dice, senza il piede americano, il termine è a piede franco. Quindi mio padre evidenziò questa particolarità, e decidemmo di cercare di salvare un vigneto che già a metà degli anni 90 era in pericolo di estirpazione, nel comune appunto di Comacchio, in località San Giuseppe, che è un vigneto molto bello, molto particolare, perché è a ridosso di una duna, di una paleoduna, risalente si stima al XV secolo, che viene chiamata localmente Duna di San Giuseppe o della Puglia, e quindi si è venuto, cioè, per noi che era il nostro mestiere, abbiamo sempre evidenziato come fosse affascinante questa situazione, nonostante sia sempre stato di fatto un enclave circondato da un modo diverso di concepire il territorio, che è stato quello della costruzione dei lidi ferraresi. E quindi di fatto, quando si è nel vigneto, si sente il vociare dei campeggi, degli stabilimenti balneari, e quindi sei in una situazione molto particolare, perché
senti, percepisci di essere in un contesto naturalistico particolare, ma sei appunto circondato da una pressione antropica enorme, insomma. Fortissima, certo. Sì. Però bello, insomma, e quindi questa enclave che ha resistito tutti questi anni, quindi una coltivazione senza l'innesto, se ho capito Sì, bene, sì. dell'americana, e anche su un terreno molto particolare, quindi immagino che anche il sapore forse di questi vini sia particolare. In effetti l'uva, il tipo come viene più aspro. Beh, allora, cioè, localmente abbiamo già il fatto che ci sia una varietà locale che si è sempre coltivata nel corso dei secoli, che si chiama Fortana, che è un vitigno bacca rossa che è abbastanza simile, come deriva sostanzialmente geneticamente dalla grande famiglia dei Lambruschi, e quindi è un vitigno che nel corso dei secoli è stato, non è stato selezionato come ad esempio le varietà francesi a partire dalle famiglie dei Pinot, i Merlot, i Cabernet, e quindi questa mancanza di selezione da parte dell'uomo ha fatto sì che già geneticamente il vitigno deriva dai Lambruschi, che sono le cosiddette vitis silvestris, che già quelle si sono differenziate dalla vitis vinifera europea. E poi questa mancanza da parte dell'uomo di andare a selezionare le piante che potessero accumulare più zuccheri ha fatto sì che l'adattamento del vitigno al territorio fosse più armonico, diciamo, con il cambiamento del clima, e quindi fa sì che questo vitigno sia sempre stato particolarmente tardivo, e questo consente di mantenere acidità più spiccate e anche una tannicità che consente di produrre vini che stanno tornando anche di moda, perché anche il vino alla fine come consumo si basa molto sulle mode. Quindi quando iniziai a lavorare negli anni 2000, dei vini rossi così freschi, leggeri, di facile beva venivano considerati come dei vini neanche di serie B, di serie C, di serie D, non sembrava potessero avere nessuna valenza commerciale, ma in realtà anche lì ci fu un episodio che mi piace sempre ricordare, perché ha segnato effettivamente un modo di vedere il mio lavoro nel corso degli anni, che è stato quello di incontrare Luigi Veronelli, che conosceva i vini della zona, che vengono chiamati appunto per la presenza di questi boschi di lecci sui cordoni dunosi, vengono chiamati vino di bosco. Lui ricordava questi vini, mi disse ricordati, continua a produrli con questo stile, perché vedrai che prima o poi come per ogni tipo di prodotto agroalimentare ci sono cicli nei consumi e verranno riconsiderati. Quindi noi, cercando di mantenere questa impronta tradizionale sia nella produzione dell'uva che in quella del vino, con particolare riguardo alla versione frizzante, però quella non prodotta con il cosiddetto metodo Martinotti nelle autoclavi, che anche quello oggi tutti credono sia il vino frizzante per antonomasia, quando in realtà è un'invenzione degli ultimi 50-70 anni, mentre in realtà i vini frizzanti sono sempre prodotti con la rifermentazione in bottiglia, e quindi noi cerchiamo insomma di mantenere viva questa che oggi pare una tradizione, ma in realtà è sempre stata la normalità fino, se valutiamo il libro della storia del vino, è stato quello che era presente sulle tavole fino alla pagina prima di oggi. Ecco, però questa situazione così particolare, questa enclave in cui c'è una piccola isola di resistenza in mezzo a un mondo così antropizzato, è in grave pericolo? Assolutamente sì, perché in pratica
la bonifica, che come ci sono, insomma, mi è capitato di leggere e di conoscere soprattutto ultimamente uno scrittore ferrarese che forse conoscerete, si fa conoscere con uno pseudonimo che è Vuminguno, che ha scritto un libro, si chiama Gli uomini pesce, che è un romanzo che alla fine tratta della storia del territorio ferrarese, delle bonifiche ferrarese negli ultimi 100 anni, e si evidenzia proprio questa industrializzazione dell'agricoltura legata appunto alle bonifiche, perché le bonifiche attraverso l'ausilio delle pompe ha reso coltivabili quantità di terreni enormi, delle superfici enormi, che ovviamente i piccoli agricoltori hanno provato appunto con la riforma agraria di coltivare, cercando di lottizzare in piccole parcelle queste enormi estensioni, ma non ce l'hanno fatta, perché per coltivare queste grandi estensioni occorre un'agricoltura di stampo industriale che ovviamente proprio non ha culturalmente il concetto di una produzione di nicchia. Di nicchia, quindi, come è il vostro, come esattamente, sono le vigne. E di conseguenza si è venuto a creare questa situazione che questi terreni sabbiosi in realtà sono estremamente vocati per l'orticoltura, e quindi siamo tornati nel ferrarese in una situazione dove ci sono proprietari terrieri che hanno estensioni enormi e hanno come metro di gestione agricola quello di fare estensioni molto grandi di singole colture, cercando anche di realizzare più cicli nel corso di un Quindi anno. parliamo di monocoltura e sostanzialmente con sì, conseguenze negative che sappiamo, certo. Sia sull'ambiente, sulla necessità di pesticidi, sulla biodiversità, che ovviamente non può esserci perché anche a livello di insetti, e quindi Sì. la vostra piccola nicchia è a rischio adesso o addirittura... Ma è a rischio proprio di estinzione, diciamo che quello che stiamo cercando comunque di promuovere, è ovvio che noi come azienda, un'azienda familiare, siamo io, mia sorella, mio padre, non è che ovviamente vogliamo realizzare nessun tipo di crociata, semplicemente vogliamo mettere in evidenza quello che è stato un percorso storico della storia recente del nostro territorio, e fare emergere come appunto certe esigenze produttive abbiano preso il sopravvento su una cultura tradizionale che e riusciva a tramandare la propria storia anche attraverso la pratica agricola. Infatti quello che ho sempre raccontato a chi è venuto a camminare nei nostri vigneti è sempre stato dire: guardate che voi qui state vedendo un elemento di archeologia agricola, e di conseguenza come tutti i residui, diciamo così, le testimonianze del passato, è ovvio che arriverà anche un punto che magari si estinguerà, ma l'estinguersi, quello che a noi preme sottolineare, non è una situazione di causa maggiore, quanto comunque una scelta che ricade sempre sull'uomo, e che quindi è una testimonianza dei tempi che cambiano. Certo, sì, è molto importante, mi piace questa sottolineatura, appunto sono sempre scelte, non c'è che ci piove sulla testa, no? La necessità di fare questo o quest'altro, sono scelte. Esatto, sono scelte. Può essere consapevoli almeno anche, no? Però un pochino, poi delle conseguenze a lungo andare. Sì, è ovvio che... Abbastanza simile anche qua, di terreni dediti appunto a questa monocoltura intensiva, scusa, e sì.
con tutte le conseguenze appunto anche sull'ambiente. E allora complimenti per il bellissimo portfolio che avete realizzato con delle foto Grazie. che sembrano già andare verso l'idea che facciamo testimonianza di qualche cosa che potrebbe non esserci più. Sì, in effetti sì. E va bene, poi avete un sito, Anche hanno un podcast, ho visto su Spotify. Ah sì, ho provato anche a realizzare un podcast che anch'esso cerca di fornire una testimonianza dei tempi che viviamo, perché comunque anche la bevanda vino effettivamente attinge ad una tradizione plurisecolare, ma sta vivendo anch'essa un momento di crisi nei consumi, che è una crisi a mio avviso, e ho cercato appunto di sviscerare questo aspetto in questo podcast, che ovviamente non è che abbia delle pretese professionali, però ho cercato di intervistare degli operatori del settore, e l'ho chiamato appunto Io bevo vino, perché comunque ho notato che questa crisi dei consumi è legata anch'essa a una perdita di identità culturale che la bevanda ha avuto sotto le pressioni anche qui dell'industria del beverage, che sta cercando di creare modelli di consumo che vanno nella direzione di consumi di bibite, di bevande che ovviamente non hanno alcol, perché l'alcol fa male, qualunque tipo di alcol fa male al nostro organismo, ma poi in compenso ci sono altre sostanze il cui abuso, soprattutto gli zuccheri raffinati, sappiamo benissimo che sono altrettanto deleteri per la nostra salute, però la forza della comunicazione, come si dice, mainstream, è quello di appunto convincere il consumatore che fa bene un determinato prodotto e l'altro è completamente negativo, quindi da demonizzare tout court. E quindi appunto anzi la ringrazio che ha sottolineato questo aspetto, perché trovo che in questo momento proprio storico i due argomenti, quello appunto legato alla cultura nel consumo del vino e delle bevande alcoliche, e la conoscenza e la conservazione dei luoghi, sono un argomento veramente di strettissima attualità, perché c'è stata questa involuzione negli ultimi anni, almeno io l'ho notata appunto nel mio settore, che è veramente drammatica, e secondo me vale la pena appunto avere occasioni come questo, per la quale vi ringrazio nuovamente, di sottolinearla. Un aspetto che ha causato anche questo consumo minore di vino è stata anche la nuova regolamentazione del codice della strada, che insomma, se adesso ti trovi, perché tutti ormai, anche il sottoscritto, quando vado fuori non bevo vino se dopo devo guidare e tornare indietro. Ma in realtà anche qua abbiamo avuto delle evidenze del fatto che anche queste modifiche al codice non è che siano state sostanziali. Anche in questo caso la parte comunicativa ha creato sicuramente una situazione di pressione sul consumatore, che è andato, che è stato secondo me ulteriormente impaurito. È ovvio che chi deve guidare non può bere, ma chi non guida anche prima. doveva farlo esattamente come prima. E poi comunque, come anche a volte mi viene chiesto di fare un intervento anche nelle scuole su questi argomenti, e dico sempre ai ragazzi che prima di tutto consumare qualche cosa, qualunque cosa, il consumo, se è un consumo legato al piacere del consumo e quindi ne diventa anche consapevole, è ovvio che se io consumo qualche cosa consapevolmente so come lo devo dosare,
e anche come lo devo gestire dopo aver consumato, nel senso che è ovvio che se consumo una bevanda alcolica con l'unico obiettivo di spostarmi da un locale all'altro, è ovvio che metto in pericolo me stesso e tutti gli altri, ma se io consumo nel corso di un pasto con degli amici e alla fine della cena si sta in compagnia, si chiacchiera per 2 ore, sfido chiunque con un consumo moderato a non rientrare nei parametri comunque della legge. Quindi anche questo, come dicevamo prima, sono scelte che si fanno e che se vengono fatti con un certo livello di consapevolezza, poi in realtà non è che creino questi grandi problemi oggettivamente. Ultima domanda, almeno per mia, Prego, prego. cosa ne pensa di questo vino dealcolizzato? Beh, allora, questo mi fa molto piacere perché è l'argomento di grande attualità e quindi di tutto quello che abbiamo detto finora, secondo me questo è il terzo esempio di come anche nell'ottica di non consumare bevande alcoliche, l'industria cerca di imporre un modello che non ha nessun tipo di senso dal punto di vista concettuale, cioè pensare di poter dealcolare un vino è dal punto di vista, ci riempiamo la bocca del termine della termine sostenibilità, è una delle produzioni meno sostenibili che esistano, oltretutto andando a denaturare di fatto un prodotto che richiede tantissima energia e già di suo tantissima energia e conoscenza per poterlo produrre e poi dopo noi lo andiamo a distruggere per creare una bevanda che tra l'altro siamo ancora agli inizi di queste produzioni, dal punto di vista organolettico sono tra l'altro anche veramente pessime. Diverso il discorso, e questo lo faccio sia con i colleghi che anche con le persone che mi fanno questa domanda, diverso discorso se volessimo ripensare alla filiera dell'uva e che cosa si può ottenere dall'uva senza per forza farla fermentare. Quindi tutto quello che sono i succhi di uve potrebbero avere degli usi che ovviamente in prima istanza a livello di volumi non sarebbero quelli che cambierebbero le dinamiche della produzione, però attenzione, il succo lo si produce comunque, cerchiamo di valutare che tipi di utilizzi può avere, perché anche qui sto cercando un pochino anch'io di capirlo, ci sono modalità di conservazione dei succhi d'uva che possono essere delle fonti di zuccheri semplici, alternative al saccarosio, che potrebbero tornare utile per tantissime altre filiere. Quindi diciamo che il vino dealcolizzato sarebbe stata in un'ottica di diversificare la filiera dell'uva, sarebbe stata proprio l'ultimissima cosa da prendere in considerazione. Bene. Va bene, Mirko, grazie mille, complimenti anche per lo stemma del cavallino che avete Grazie, che è il simbolo araldico, è stato araldico. trovato un po' per caso e allora l'abbiamo adottato per alcune Perfetto. etichette. Sì. Bene, grazie mille. E Grazie a come ci voi, sentiremo, gentilissimi. sentivo prima che si parlava del parco naturale del parco naturale. Sì, è un programma, Esatto, è un progetto esatto, ci volentieri, sentiremo anche su quello. potrebbe essere un'altra occasione, Esatto. molto, molto volentieri. Grazie mille. Grazie, Mirko. vi saluto, arrivederci, buonasera.
Eccoci qua, abbiamo sentito anche il preludio e fuga in fa diesis minore di Bach suonato da Carolina, che si è collegata adesso, ma la sentiremo dopo, perché da Monza con la nostra mongolfiera arriviamo a Monza e troviamo Maurizio. Ciao Maurizio! Ciao, buonasera a tutti. Ecco, la nostra guida letteraria ti ho ormai chiamato, che ha un suo blog, andate a vederlo, che trovate un sacco di libri molto molto interessanti, di cui ce ne parla uno oggi, questa sera, no? Sì, stasera vi propongo un giallo che io leggo, è un genere che io leggo quando ho bisogno di distrarmi, quando sono particolarmente stressato e quindi voglio evadere. Forse non è il massimo dell'evasione, però omicidi, assassini e soluzioni dei casi sono sicuramente situazioni molto distanti dalla mia realtà quotidiana. Quindi hanno l'effetto che io cerco, quello di distrazione. Però come sapete cerco qualcosa di poco conosciuto, di poco diffuso, e da un po' di tempo ho cercato delle letture nel giallo tedesco. E c'è una casa editrice, credo sia una casa editrice romana, si chiama Emons, che pubblica appunto gialli di lingua tedesca. E perché no un giallo svizzero, dato che, come sapete, ho vissuto per quasi 17 anni nella Svizzera tedesca. Così mi sono imbattuto nella lettura di oggi, che è... il libro era in italiano, suppongo. Il libro è in italiano. Vi propongo la traduzione italiana, assolutamente, l'ho letto anch'io in italiano, devo distrarmi, non devo studiare. È un libro di Marcel Uwiller, che è uno giornalista e scrittore della Svizzera centrale, e si intitola La signora Morgenstern nel male. In realtà questo è il primo libro di una serie, in italiano ne sono stati pubblicati 4, l'ultimo è stato pubblicato qualche settimana fa, dal titolo, non l'ho ancora letto, comunque La signora Morgenstern e la fuga. Chi è questa signora Morgenstern? Violetta. Violetta è un'insegnante in pensione, un'insegnante elementare in pensione, sessantenne, che ha ben presente il fatto che legge e giustizia non sono la stessa cosa. Quindi la legge non necessariamente, quando viene applicata, produce giustizia. Cosa fa Violetta? Ha un hobby un po' particolare. Si occupa di fare giustizia nei casi dove non arriva la legge. E quindi ogni tanto commette un omicidio qua e là. Cosa succede? Una volta succede che viene notata dai servizi segreti svizzeri, il dipartimento della Tell, come Guglielmo Tell, e che a quel punto la sequestrano, la portano in sede e le fanno un'offerta che Violetta non può rifiutare. O la prigione oppure la collaborazione con i servizi segreti della Tell. Quindi un dipartimento assolutamente segreto che si occupa appunto di fare giustizia nei casi in cui la legge non arriva. E così Violetta, da autodidatta, si ritrova in una struttura che si occupa appunto di eliminare quei criminali che la legge non è riuscita a condannare, non è riuscita a... Possiamo prenderla in prestito, Maurizio? Ma guarda, però... avremmo un po' di nomi da suggerire, probabilmente. Comunque, diciamo che il bello di questo libro è prima di tutto l'originalità. Poi appunto nel primo libro, in quello che vi propongo, La signora Morgenstern nel male, c'è tutta una storia che si svolge tra la Svizzera e Malta. A Violetta viene assegnato un giovane agente che è di origini sudamericane, adottato da piccolo in Svizzera, quindi cresciuto in Svizzera, con cui lei all'inizio non va molto d'accordo. C'è poi il grande capo che lei ammira, quindi insomma ci sono una serie di personaggi secondari o coprotagonisti.
Però quello che è bello, oltre alle indagini, è sicuramente la descrizione della società svizzera, piuttosto sonnolenta, ma comunque molto reale. Insomma, è quella che io ho trovato nei Ci miei... fidiamo del tuo giudizio. Sì, beh, insomma, un po' di Tu hai le esperienza. prove, hai le prove. Esatto. E c'è anche un discorso di, come dire, di realismo in quello che racconta, perché insomma quando si legge questo libro si pensa che questo dipartimento della TEL sia assolutamente vero, assolutamente reale. Chissà, magari esiste veramente, non lo so, questo spero di no, ma insomma si entra così tanto nelle pagine che sembra tutto assolutamente plausibile. C'è molta ironia ovviamente in questo scrittore, c'è appunto allegria, se vuoi, anche se stiamo parlando comunque insomma di omicidi e di assassini, quindi la cosa sembra un po' un controsenso, e mi ricorda, in più pagine mi ha ricordato Dürrenmatt, quindi lo scrittore svizzero-tedesco, che però aveva chiaramente una carica più aggressiva rispetto a Marcel Uwiller. Quindi è un libro veramente per distendersi, non ci sono tante riflessioni profonde come nel caso di Dürrenmatt, ma ci si rilassa, ci si distende e chi lo sa, magari qualcosina è anche vera. Ecco, è un po' questo. Allora vedo che c'è anche la signora Morgenstern e la fuga. Sì, e sì, è l'ultimo, quello è l'ultimo. La cospirazione. Quindi sì, esatto. È una serie che sta continuando, è una serie che sta continuando, sì. Io ne ho letti 2, sono al terzo e continuo e mi diverto, devo dire la verità. Non ci dici come va a finire, perché è un giallo. No, diciamo che le storie gialle possono essere lette, sì, come dire, iniziano e finiscono in ogni volume, però le avventure personali di Violetta e anche del suo compagno di lavoro continuano, quindi insomma è bene leggerle dall'inizio, quindi partendo dalla signora Morgenstern nel male, Morgenstern che poi insomma sarebbe Stella Mattutina letteralmente, quindi ha anche un cognome bello altisonante. E quindi conviene partire dalla signora Morgenstern nel male e continuare in ordine cronologico, però nel caso non lo si facesse nulla cambia per quanto riguarda la storia gialla, perché si porta a conclusione la vicenda. Sono le singole storie. Sì, assolutamente. Allora, grazie Maurizio. Come sempre convincente con i tuoi suggerimenti. Grazie a voi come sempre. E ci sentiamo presto con qualcosa di completamente diverso. La prossima volta vi propongo qualcosa di molto diverso. Certo, con piacere. Grazie mille. Ora ci sentiamo Summertime, registrato qui durante il Litorale Jazz Festival di quest'anno, quindi è una cosa dal vivo e anche improvvisata. E Summertime, Carolina Curi.
Ecco qui, ciao Carolina. Buonasera, grazie per l'invito. Benvenuta a bordo. Siamo andati fino a Londra per accogliere Carolina. Sì. Allora, Carolina, a Londra cosa fai di bello? Tutto. Vivo. Allora, a Londra sono venuta 8 anni fa quasi. Prima stavi a Venezia, ecco qua metto un'immagine che sei a Venezia. Aspetta che vedo. La vedrai in ritardo se Vedrò dopo. Con 30 secondi, un minuto di ritardo. Ok. Appunto sei nata a Venezia? Sì. Io non sono nata a Venezia, una storia complessa. Sono nata a Verona. Ma abbastanza a caso, nel senso che non ho veramente legami con Verona, a parte il fatto di esserci nata. Mia mamma non è veronese, mio papà nemmeno. Mio padre era brasiliano, ho vissuto in Brasile fino ai 5 anni e poi sono mandata a vivere a Venezia. Quindi insomma la tua cultura anche musicale te la sei fatta a Venezia, no? Sì, ho fatto le scuole a Venezia, sono cresciuta a Venezia, poi ho fatto il conservatorio a Venezia, il vecchio ordinamento, quindi erano 10 anni. Quindi hai fatto 10 anni di pianoforte? Ho fatto 10 anni lì e poi sono andata al Trinity Laban a Londra. Quindi è così che ci sono capitata un po' per caso, a dire la verità, perché ho fatto una masterclass in Toscana di pianoforte a un certo punto e ho conosciuto delle persone che studiavano a Londra e ho sentito parlare di questo conservatorio che lo chiamano London's Creative Conservatoire, quindi il conservatorio creativo, che effettivamente è vero, cioè un po' è un'impostazione meno rigida rispetto agli altri conservatori, sia a Londra che anche a quello di Venezia a cui ero abituata, che è più conservatore, adesso più classico, adesso è un po' cambiata la cosa, mi dicono. Sì. E quindi sono finita a Londra. E a Londra hai acquistato anche questa creatività, perché tu fai qualsiasi tipo di musica, dalla musica classica, come abbiamo sentito, alla musica immaginaria, che ti abbiamo sentito qui a Cassavio. Bella musica immaginaria, mi piace questa. Sì, perché mentre cantavi
suonavi, cioè ognuno si immaginava quello che voleva. Mi piace musica immaginaria. E sì, poi trovare un'etichetta che descriva quello che si fa è sempre È sempre difficile. difficilissimo, e le etichette sono limitanti di per sé. E l'etichetta meno limitante per me in questo momento, soprattutto rispetto a quello che ai miei progetti di adesso e futuri, dell'album che sto per far uscire, l'etichetta che uso adesso è avant-garde pop, quindi pop d'avanguardia. Sì, Io adesso sto mettendo un brano, il primo brano che hai fatto qui al Cassavio con questa appunto musica elettronica, perché lavori anche tanto elettronica, no? sì, lavoro anche con l'elettronica e con un collaboratore, mio collaboratore più stretto, che si chiama Konstantinos Damianakis, che è un sonic artist, non so come si dica in italiano, sonic artist. Un artista del Un suono. artista del suono. Si dice artista del suono. Ma non lo so. Sì. Io non lo so. Beh, suona bene, però artista del Esatto. suono, sicuramente. E quindi lavoriamo insieme, ho imparato molto da lui nell'ambito della musica elettronica. Anche perché tu sei cantante ma anche attrice, perché mentre ti esibisci sei anche una bella attrice, insomma, no? Ma io crescendo, in realtà, la prima cosa che ho fatto musicalmente è stati i musical da bambina. E quindi che è un mondo abbastanza lontano poi, che dopo nella mia formazione, cioè non l'ho più fatto, però secondo me mi è rimasto molto, perché l'idea di recitare, cantare, il mettere vari elementi insieme in uno show, e spesso anche vari generi. Cioè, perché appunto dallo show del musical è completo, dalla danza all'attrice al cantare, e cantare diversi anche tipi di modi di canzoni, insomma, no? sì. E quindi penso che mi sia rimasto un po' questa cosa dentro dei musical, anche se davvero non ne guardo mai, però sì, certe cose rimangono. Sì. Ascolta, che c'è questa tua musica qua, hai trovato delle difficoltà oppure hai trovato terreno fertile a Londra a esibire? Adesso so che a fine novembre mi pare c'è un concerto, no? E allora, il primo pezzo dell'album esce il 14 novembre, che si chiama Ligeti Spider, e parla di un ragno. E poi c'è il concerto per celebrare questa uscita la settimana dopo, il 20 novembre. Quindi se c'è qualcuno da Londra che se qualcuno vuole partire da qua e venire, adesso metto Why not? la pagina per prenotare i biglietti, che l'ho scaricata e la sto mettendo adesso. Comunque, se mi chiedevi delle difficoltà, Madonna. Anche può darsi che non le hai avute, No, ne ho avute. Ma anche per il fatto che io abbia avuto una formazione così varia, e appunto, come dicevi, ho sempre fatto tante cose diverse, da classica contemporanea, sperimentazione, proprio noise, o più ambient, o cose più pop. È tanto personale la difficoltà nel capire dove andare. E
sono contenta che in questo album per ora mi sento bene in dove sto andando e di come sto unendo tutte queste cose. Quindi questa è stata sicuramente una difficoltà per me crescendo. Anche un motivo di ricchezza, certo, però è anche faticoso capire dove andare. Penso che per tutti gli artisti sia così. E poi le difficoltà, quelle più pratiche che penso tutti gli artisti indipendenti incontrino, una competizione sfrenata, un mondo in cui bisogna usare i social in maniera incredibile ormai. Il paradigma è completamente cambiato in pochi anni e cambia ogni anno. Si diventa schiavi dei social. Ma quello sì, penso tutti. E poi gli artisti devono vivere un po' lì, non devi essere solo più un artista, ma devi essere appunto anche social media manager, anche content creator, e fare tutte queste cose di cui sinceramente tante volte non ho voglia di fare. Però bisogna trovare una gioia anche in quello, in realtà, che è quello che sto provando a fare in questo momento. Sì, però è un momento molto intenso questo per me, di lavoro intenso, in cui mi sento molto determinata, devo dire. Però sì, ci sono molte difficoltà, sicuramente, in questo tipo di carriera, a partire da quella economica, sicuramente. Anche perché ormai sento che gran parte degli artisti e cantanti, la modalità del disco è ormai tralasciata, no? E c'è più il contatto con il pubblico, con i concerti live. Allora, gli streaming non pagano bene. Pagano pochissimo. Sì, i concerti live neanche quelli in realtà. Neanche quelli, a dire il vero. Perché, anzi, secondo me a Londra, se non hai un certo livello di fama, non vieni pagato addirittura peggio che in Italia, forse. Adesso sono un po' di anni che non vivo in Italia, però sì, mi sembra un momento storico particolarmente difficile per gli artisti, in cui non si dà loro importanza e valore e attenzione e cura, cosa di cui abbiamo bisogno. Certo. Sì, ma insomma, sì, credo che sia un mondo molto competitivo e insomma, trovare uno spazietto credo che sia molto difficile. Sì, d'altra parte però è un privilegio incredibile essere al mondo e lavorare con la mia passione. Certo. Sì. Va bene, Carolina. Ascolta, grazie mille per questa chiacchierata, grazie per la musica che ci fai ascoltare e veniamo tutti a Londra allora a sentirti il 20. Aspetta, lo rimetto, eccolo qua. Il 20 novembre. Il 20 novembre alle 19:30. Sì, bravissimo. E il 14 esce Ligeti Spider. Ok, questo esce, lo possiamo trovare sulle piattaforme in liquida, come sì, si dice? Ovunque. Okay. Spotify, Tidal, ovunque. Va bene. Allora, in bocca al lupo per questo concerto, che abbiamo capito è un po' un ritorno sulle scene, quindi
Quindi È insomma, una celebrazione di questo ritorno con un nuovo singolo. Bene. complimenti. Grazie, noi adesso ci sentiremo Rio Parà, tratto da Carnival, credo, no? Ok. E niente, dai, ci sentiamo. Se vieni da queste parti, ci sentiamo. Va bene? A presto. Grazie mille. Ciao, in bocca al Carolina. lupo. Fechei os olhos e foi pro rios de água pra mim. Tirei a roupa, senti que aquilo era tudo pra mim. O crocodilo, meu amigo, o crocodilo é para mim. O crocodilo, meu amigo é para mim. Acabando com nenê, sabe de olhei pra cima, os passarinhos cantavam pra mim. Molhei um pé, senti que o rio era tudo pra mim. O passarinho, meu amigo, todo peixe é para mim. O crocodilo é meu amigo é para mim. Acabando com nenê, sabe de tem aqui no Rio Pará, tem aqui na África. Paraíso para mim é uma doce ilusão. O paraíso para mim é uma doce ilusão. O paraíso para mim é uma doce ilusão. Ah, ah, fechei os olhos e com certeza era tudo pra mim. Eccoci qua, è finita. Nella mongolfiera c'è sempre Carolina, è ancora qui con noi. E quindi niente, vi diamo appuntamento al prossimo martedì, Rossella. Certo, martedì prossimo con altri ospiti interessanti che ci raccontano cose un po' fuori dalle solite feline. cose, Che no? cose feline abbiamo. Anche feline, ma non Esatto. sveliamo di più. Non Ecco. svegliamo anche perché non sapremo con questa parte felina se la nostra mongolfiera regge oppure si bucherà. Una Va bene. graffiata. Una graffiata mantiene. Chiudiamo con una sigla finale che è venuta così, tra il dire e il fare. Ascoltiamoci la nostra sigla e appuntamento a martedì. Ciao a tutti, grazie.
Nostra è qui con te. E ascolta che c'è dal microfono, voliamo via tra notizie, musica e poesia. Radio Nostra è la nostra voce, il mondo gira e lei ci conduce in 80 giorni o anche di più, ci porta lontano, non torna mai giù. Ambiente, spettacolo e verità, su Radio Nostra la libertà. Radio Nostra è la nostra rotta, tra onde sonore, la mente raccolta, un giro del mondo in ogni puntata, la curiosità è sempre invitata. Non servire un biglietto, solo ascoltare. C'è chi racconta e chi sa sognare. Da qui partiamo senza confini. Radio Nostra ci apre i cammini. Radio Nostra è la nostra casa, dove la mente mai si riposa, ogni domanda trova il suo perché. Su Radio Nostra succede di tutto, succede con te.